Signori, buonasera. Stiamo comodi, prego. Diamo atto della presenza degli avvocati Danna e Bordonaro, mi pare, Marchese, Giuffrida e Curcuruto, dell'avvocatessa Rizzo per gli imputati. Per le parti civili ci sono gli avvocati Iannello, Russo e Tita. Presidente, anche in sostituzione del collega Scudieri. Sì, grazie. Devo comunicare che i periti che erano stati nominati per effettuare la perizia sul DNA, perizia medico-legale, non hanno accettato l'incarico. Hanno comunicato di avere impegni particolari che non consentivano a breve scadenza di potersi occupare dell'incarico, quindi bisognerà provvedere alla sostituzione e per tale atto rinviamo all'udienza prossima. Poi c'è il geometra Monzone che era stato nominato per la trascrizione di alcune telefonate e il pubblico ministero ci dovrebbe indicare quali sono esattamente le telefonate da trascrivere, perché all'udienza precedente abbiamo riscontrato che si faceva riferimento alla relazione introduttiva. Sì, Presidente. Sì, Presidente, si faceva riferimento alle pagine 50, 51 e 52 della relazione della esposizione introduttiva. Le devo indicare specificatamente o basta questa indicazione? Si tratta di 18 telefonate l'utenza telefonica c'era l'utenza telefonica sono più di una, quindi l'utenza telefonica le utenze telefoniche sono 49 1004 intestata Sgroi Cosimo Carmelo, poi l'utenza 370156 sempre intestata Sgroi Cosimo Carmelo, e basta. Queste sono le due utenze. Si tratta di 18 telefonate indicate meglio nelle pagine 50, 51 e 52 della esposizione introduttiva del pubblico ministero. Ovviamente si depositano anche ai sensi dell'articolo 270 secondo comma si depositano i verbali delle intercettazioni a suo tempo eseguite. Ovviamente si chiede che che gli originali vengano restituiti perché fanno parte di altro procedimento, mentre appunto copie dei brogliacci rimangono nel fascicolo cioè a disposizione ai sensi appunto della disposizione richiamata. Presidente, chiedo scusa, anche per l'omicidio dell'ispettore Giovanni Lizio l'ufficio del pubblico ministero ha fatto richiesta per la trascrizione di intercettazioni. Quando ritiene che possiamo... Se vogliamo approfittare del fatto che è presente il perito... Come ritiene, Presidente? Se non ci sono osservazioni, ovviamente, possiamo procedere anche alla trascrizione di... Quante telefonate sono? Un attimino, Presidente.
Presidente, posso indicare le utenze perché sono più telefonate intercettate sulla stessa utenza e sono indicate, diciamo, genericamente, e sono le intercettazioni operate sull'utenza 095 37 29 67 intestata alla Rosa Vito, sull'utenza 095 79 14 163 intestata a Maraviglia Maria. Comunque non sono tantissime. Poi sono le intercettazioni disposte sull'utenza 095 41 61 33 intestata a Privitera Giuseppe, le intercettazioni ambientali e telefoniche disposte sull'utenza 095 45 21 23 intestata a Lizio Francesco, le intercettazioni telefoniche disposte sull'utenza numero 095 24 14 57 intestata a Costanzo Lorenzo in uso a Costanzo Concetta, nonché le intercettazioni disposte sulle utenze numero 095 37 6400 095 38 77 63 095 37 0003 intestata al ristorante La Siciliana ed in uso alla Rosa Vito, e infine le intercettazioni ambientali disposte nel procedimento penale numero 2862/92 RGNR, esattamente fascicolo 170/91 registro intercettazioni telefoniche. In ogni caso non sono tante, Presidente, per quello che io ricordi queste intercettazioni. Non sono in grado però di indicare specificamente il numero. L'ultima riguardava le intercettazioni ambientali fatte al Palazzo di Giustizia. Allora, possiamo procedere al conferimento dell'incarico. Si vuole accomodare il geometra Monzone, per favore. Le sue generalità? Si accomoda. Sono il geometra Monzone Pietro, nato a Catania il 22/8/1945, ivi residente, corso delle province 15. Lei ha sentito, essendo presente, Sì. la natura e l'oggetto dell'incarico. Lei accetta l'incarico, dovrebbe leggere la formula di quell'articolo 226. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo nello svolgimento dell'incarico, mi impegno ad adempiere al mio ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la verità e a mantenere il segreto su tutte le operazioni verità. Lo giuro. Le sue richieste? Presidente, per quanto riguarda il numero delle telefonate, quello che è sicuro sono le 18 telefonate dell'incarico, delle richieste fatte dal dottor Bertoni, mentre per quanto riguarda le altre telefonate non ne ho idea di quante telefonate sono. Io momentaneamente chiedo 60 giorni di tempo per trascrivere e 2 collaboratori. Chiedo di essere autorizzato a ritirare le bobine dove sono registrate queste telefonate e dichiaro di iniziare le operazioni di perizia il giorno 8 giugno 1996 alle ore 10:30 presso il mio studio di Catania, via Vettore Emanuele Orlando 156. Sì, alla fine di mettere tutti quanti al corrente di questa
indicazione del perito è necessario che un difensore venga nominato sostituto di coloro che in questo momento non sono presenti nell'Aula. Quindi nomina l'avvocato Curcuruto come sostituto dei difensori al momento non presenti, difensore degli imputati. Presidente, l'avvocato Catania lo sostituisco io, sono l'avvocato Giuffrida. L'avvocato Catania con difensore lo sostituisco io, non l'ho detto all'inizio. Sì, grazie. E poi per quanto riguarda l'autorizzazione, ovviamente viene concessa a prelevare le bobine, e per quanto riguarda il termine si assegna termine di 50 giorni e non 60, in modo di salvo naturalmente e nel caso in cui non dovesse essere sufficiente il termine assegnato, perché il numero delle telefonate è maggiore di quello che si prevede, comunque potrà depositare. Io invito il perito a depositare prima della sospensione per le ferie il lavoro che avrà fatto alla fine di luglio, diciamo. Cioè alla scadenza dei 50 giorni, e poi salvo proroga e l'ausilio di un collaboratore per il momento. Non so se c'è altro, mi pare che non dovrebbe esserci altro. Quindi è libero, grazie a lei. Possiamo procedere quindi con il programma di escussione di testi, se ce n'è. Sì, cominceremo con Sgroi Cosimo Carmelo, indagato in procedimento connesso. C'è un problema di difesa per lo Sgroi. Se è imputato in procedimento connesso o è fuori già dal processo? Com'è la posizione? No, è imputato di 110-416 bis con riferimento sempre all'organizzazione Santa Paola. Ed è nel processo Ossa Maggiore, Sgroi? È nel processo Ossa Maggiore? Cosa? Sgroi è nel processo Ossa Maggiore, dico? No, era è indagato nel procedimento 2374/95, c'è altro procedimento che però è sempre connesso al procedimento di cui stiamo... Sì. Solo le sue generalità ci deve dire, signor Sgroi: nome, cognome, luogo e data di nascita. Il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita. Sì, il pubblico ministero ci ha detto che lei è ancora, indagato e imputato in un procedimento penale. A me hanno arrivato 2 carte, sono presentato al tribunale 2 volte e questa è la terza volta che sto tenendo qua. Qua lei è stato citato come testimone. Penso che per le altre 2 carte si deve trattare di qualcosa di diverso. Non lo so, ma testimone di che cosa? Lei è stata richiesta una testimonianza dal pubblico ministero. L'oggetto della testimonianza le sarà reso noto con le domande nel caso lei ci dichiari che vuole rendere la testimonianza. Intanto lei ci deve dire: ha nominato un difensore per quelle carte che le sono arrivate al tribunale? Non per queste, per quelle che le sono arrivate prima. Sì. E chi è? Era l'avvocato Di Giorgio. Di Giorgio. L'avvocato Di Giorgio. Potremmo nominare in questo momento l'avvocato Curcuruto come sostituto. Presidente, non so se ci sono problemi di incompatibilità. Ma avvocato, stavamo dicendo proprio questo, il pubblico ministero ci stava illustrando. Io non penso di poter assumere la difesa di ufficio. Di Sgroi ci sta dicendo, ci ha detto che si tratta di un imputato di concorso in associazione di tipo mafioso. Sì, Presidente, ma siccome non so le dichiarazioni che farà il signor Sgroi, credo di non poter accettare la nomina di... Allora facciamo una cosa, lei intende rendere la testimonianza, signor Sgroi, oppure no? Cosa?
per questa sua posizione. Il pubblico ministero ci ha detto che in altro procedimento lei si trova nella posizione di indagato per concorso in associazione a delinquere di tipo mafioso. Per questa sua posizione la legge le consente di astenersi dal fare la testimonianza. No, io posso testimoniare. Lei può testimoniare. Benissimo, allora quindi dovremmo rinviare l'esame questo esame dovremmo rinviarlo perché doveva essere dato avvertimento all'avvocato Di Giorgio. Sì, me ne rendo conto. Vediamo intanto se lo rintracciamo e gli facciamo presente la situazione qual è. E ci sono altri testimoni? Allora, facciamo accomodare il signor Sgroi intanto nell'aula dei testimoni e ne sentiamo un altro e poi lo metteremo al corrente. Chi facciamo venire? Grancagnolo. Claudio. Si accomodi da questa parte. Si siede. Le sue generalità, nome, cognome, luogo e data di nascita. Sì, mi chiamo Claudio Grancagnolo, sono nato a Catania il 14/6 del 1966. Va bene, così dovrebbe leggere la dichiarazione del giuramento. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto è la mia conoscenza. Ascolti le domande del pubblico ministero, parli più vicino al microfono. Il pubblico ministero può procedere. Signor Grancagnolo, che attività lavorativa svolge? Io gestisco una tabaccheria. Dove è sita questa tabaccheria? Sita in via Leucatia, numero civico 123. Io le dovrei chiedere di fatti che risalgono più indietro nel tempo rispetto alla data odierna e desideravo chiederle se ricorda i particolari di quello che avvenne la sera del 27 luglio 1992. Io ho fatto una deposizione la sera di quella data citata. Esattamente quello che ho detto, la dichiarazione che hanno trascritto, non la ricordo logicamente, è trascorso del tempo. E speravo tanto dimenticare quegli attimi di paura che ho avuto. Vede, lei ha reso due dichiarazioni, esattamente una in data 27 luglio 92 e l'altra in data 6 agosto 92, di cui dichiarazioni delle quali la Corte non è a conoscenza, e quindi lei dovrebbe sforzarsi di ricordare un po' quello che avvenne in quella serata. Se gentilmente lei può aiutarmi nel senso di farmi qualche domanda ben specifica, io sarei ben lieto di poter rispondere. Innanzitutto, quali sono gli orari che solitamente in cui tiene aperta la sua tabaccheria, signor Grancagnolo? Io dalle 8 del mattino alle 13:30 e dalle 16:30 periodo estivo fino alle 21:15 al massimo. Allora, desideravo chiederle, a chiusura della serata, ricorda cosa avvenne esattamente, se ha sentito qualcosa la sera del 27 luglio 92? Io ho sentito dei colpi di pistola, prima uno singolarmente e poi più di uno. Esattamente quando li ha sentiti dove si trovava? Mi trovavo
al banco dove io vendo le sigarette. Può indicare alla Corte com'è posizionata la sua tabaccheria rispetto alla strada? Cioè la via Credo che esista una certificazione documentata, perché sono venuti dei tecnici a prendere dei prelevamenti in merito alla tabaccheria per come è posizionata sulla strada. Dunque il banco non dà diretto frontale sulla strada, ma è lateralmente, cioè io mi trovo in questa posizione e la strada è sulla mia sinistra e la porta è al centro della strada. Ora, rispetto a che altezza è ubicato l'esercizio rispetto al livello della strada? Io dovrei sporgermi sul banco per poter guardare all'altezza di dove è successo il fatto. Cioè è più in alto, più in basso a livello della strada? La strada è più in basso rispetto a dove è accaduto, cioè se io devo guardare verso il basso della strada. Cioè mi faccia capire, la tabaccheria è più in alto rispetto al livello del manto stradale? Allora, partiamo dal presupposto che la tabaccheria è sopraelevata alla strada. Dunque, quello che accade alla vista d'occhio della mia posizione, siccome ci sono circa 2,5 metri di dislivello dalla strada, determinate posizioni non riesco a vederle. Ora, allora ritorniamo un attimino indietro, al momento in cui ha udito il primo sparo. Sì. Cosa ha fatto al momento in cui ha udito il primo sparo? O comunque quello che le sembrava uno sparo? Non ho fatto caso, mi sembrava un semplice petardo. Dopodiché, dopo qualche secondo, se ne udirono 2 o 3 in consecutivo l'uno all'altro e mi girai verso la strada. A quel punto capii che c'era qualcosa di anomalo e in quel momento, per paura, mi sono messo all'interno della tabaccheria, sul retrobottega. Ora, si fermi un attimino, chiedo scusa. Allorché ha sentito questi spari in rapida successione, il primo e poi staccato di qualche secondo gli altri, lei cosa ha fatto esattamente? Ricorda di aver notato qualcosa? Sì, ho notato 2 giovani che mi davano le spalle su un motorino, su uno scooter Piaggio modello Sfera. Ricorda il colore di questo? Sì, Bordeaux. Rispetto al suo punto di osservazione, a che distanza si trovavano? Non ho mai preso... Approssimativamente? Le direi una bugia, perché non mi so calcolare la distanza. Comunque una ventina di metri. Cioè, in buona sostanza, dal suo punto di osservazione al centro della carreggiata, che distanza c'è approssimativamente? Al centro della carreggiata di via Leucatia? Non saprei rispondere, perché non ho fatto mai una misurazione. Allora diceva, questi 2 giovani? Questi 2 giovani davano logicamente le spalle a me, perché l'autovettura del commissario saliva per via Leucatia ed è stata bloccata a quella distanza che voi sapete meglio di me. Io ho notato questi 2 giovani, gli spari, allorché mi sono messo paura e sono rientrato proprio all'interno della tabaccheria. Senta, innanzitutto lei ha detto è stata bloccata. Dove è stata bloccata la macchina? Perché dopo l'accaduto io mi sono affacciato, ho visto tutto. Ricorda che tipo, che modello di autovettura fosse? Sì, un Alfa 75. Ricorda il colore? Grigia, se non sbaglio. Ora, l'autovettura dell'ispettore Lizio rispetto al motorino e ai 2 giovani, a che distanza si trovava? Il motorino era davanti allo sportello della macchina. Cioè a che distanza dallo sportello? Ravvicinato proprio, da non poter neanche aprire lo sportello, perché a causa del motorino.
Ricorda di aver visto qualcosa in particolare? Cosa fecero quei due giovani allorché ha avuto modo di notarli? Io più che ho visto ho sentito, e quando ho incuriosito ho cercato di stendere il collo, ho notato questa cosa strana. Dico, ho notato questa cosa strana. Ricordo di aver notato qualche altra cosa, se fecero qualche movimento particolare le persone in questione? No, continuarono, penso, dritto. Lei quando è stato sentito il 27 luglio, sul punto ha così dichiarato: allora, ho avuto modo così di notare proprio di fronte alla tabaccheria, e questo è il punto che ha già riferito, modello Sfera sfiancati all'Alfa 75. E il giovane che era seduto, poi è così precisato, e il giovane che era seduto dietro era sceso dallo scooter di cui sopra ed impugnando una pistola a distanza ravvicinata esplodeva altri 2 colpi, credo, all'indirizzo dell'autista dell'Alfa Romeo. Ricorda? Può ripetere l'ultima frase, per piacere? Allora, e il giovane che era seduto dietro era sceso dallo scooter di cui sopra ed impugnando una pistola a distanza ravvicinata esplodeva altri 2 colpi, credo, all'indirizzo dell'autista dell'Alfa Romeo. Ricorda di aver riferito queste cose? Se sono scritte là, li avrò riferite. Quindi questi 2 colpi... Ascolti, mi perdoni. Ascolti, mi lasci fare la domanda. Io mi rendo conto che lei non ricorda perché è passato del tempo, no, però io devo fare lo stesso le domande. Quello che le voglio premettere io, che a parte il tempo che è passato, quello che più è importante è che sono stati degli istanti di vita che io da quell'istante ho preferito non ricordare, perché mi hanno scombussolato un bel po'. Sì, mi rendo conto, signor Grancagnolo. Perciò da quella data, quando chiunque esso sia, familiari, amici, mi ponevano una domanda, trattasi di questo argomento, io rifiutavo il tutto. Dunque, quando sempre in quella stessa data sulle azioni, sui movimenti dei giovani in questione aveva altresì dichiarato: sono comunque certo del fatto che il giovane che stava dietro lo scooter Sfera Piaggio di colore bordeaux impugnava un'arma e con questo ha esploso almeno gli ultimi 2 colpi a bruciapelo contro l'autista dell'Alfa 75. È un'ulteriore precisazione che nel corpo di quelle dichiarazioni lei fa. Lei ricorda il tipo di arma che venne utilizzato in quell'occasione? Allora, attenzione, io faccio il tabaccaio, non faccio il venditore di armi da fuoco, mi perdoni. Io le chiedevo la forma, se lo ricorda. Scusi, a distanza molto prolungata non credo che una semplice persona che non si occupi di armi riesca a riconoscere un tipo di arma. Io le ponevo questa domanda perché sul punto aveva risposto esattamente nelle sue dichiarazioni del 6 agosto 92, aveva così dichiarato, la domanda era: ricorda il tipo dell'arma usata dal killer? E lei risponde in questa maniera: un'arma di medie dimensioni, colore nero, e credo possa trattarsi di una pistola a tamburo. C'è scritto credo? Sì. Perciò vuol dire che non ne ero sicuro. Certo. Ora, le volevo chiedere, lei sa che differenza c'è fra una pistola a tamburo, un revolver e una pistola? Sì, credo che ho fatto il servizio di leva, perciò... E quindi a tamburo cosa vuol dire? Tamburo che ha la percussione con un tamburo dove vengono inseriti i colpi e tutto rimane là, e poi automatiche sono le pistole che si caricano. E quindi ricorda se si trattasse di un'arma... In questo istante non lo ricordo. Ricorda di aver reso quelle dichiarazioni, però? Se lei mi sta leggendo una dichiarazione dettata da me, vuol dire che in quel momento ricordavo quello che lei mi sta leggendo.
Sempre sui movimenti dei giovani, di uno in particolare, lei aveva ulteriormente precisato sulla posizione esatta del giovane in questione: il 6 agosto del 92, il giovane che ho visto sparare l'ultimo colpo era in piedi volgendomi le spalle, con il braccio destro teso e la canna della pistola all'interno dell'abitacolo del suddetto mezzo. Ricorda aver reso queste dichiarazioni? Ricorda in che direzione andarono i giovani a bordo del motorino? Ascolti, precisiamo una cosa. Io ho guardato un istante della scena, non mi sono messo là davanti all'uscio dell'ingresso a guardarmi tutto l'accaduto, perché io tengo cara la mia pelle. Sì, mi rendo conto, signor Grancagnolo. Come credo ognuno di noi. Do per scontati questi commenti, però se lo ricorda risponda. Ricorda in che direzione si allontanarono? Credo a salire, perché se loro andavano a scendere dalla strada, A salire? Mi perdoni, mi faccia finire. Io, come tutti gli automobilisti che stavano incolonnati, avrebbero notato questo motorino che scendeva. In che senso? Sto dicendo, io credo che siano andati a salire, perché se fossero andati a scendere verso Catania, tutte le macchine che erano incolonnate dietro quest'altra macchina, perché c'era il semaforo e tutte le macchine erano messe in colonna, qualcun altro che stava in colonna li avrebbe Cioè, mi faccio comprendere, questa è una sua deduzione, cioè non sono andati a scendere verso Catania, cioè... Mi perdoni, io credo che quando io ho fatto la mia versione, io sono stato il primo ad avvertire il 113 e a dire dell'accaduto, che c'era stata una sparatoria, di mandare un'ambulanza, ho dato i miei dati anagrafici e poi la sera li ho seguiti al commissariato, al posto di polizia. Credo di avere... Sì, ma guardi, qui il problema è diverso, non è tanto il fatto di contestargli qualcosa, ma quanto la circostanza che la Corte non conosce le dichiarazioni che lei ha reso, e quindi purtroppo bisogna ribadirle ove lei le dovesse ricordare. Ora, quindi desideravo chiederle, in direzione in salita, cioè non verso Catania, quindi a direzione in salita, ricorda se c'è, a che distanza è posizionato l'incrocio successivo rispetto alla posizione in cui si trova il suo tabaccaio? Scusi, visto che lei ha una mia dichiarazione... Signor Grancagnolo, mi ascolti. Sì. La Corte non conosce queste dichiarazioni, sì, e secondo il tipo di processo che facciamo adesso bisogna ribadirle, quindi è come se lei non le avesse mai rese. Sì, so che è spiacevole per lei ricordare, però è inutile che commentiamo di volta in volta questo. Non si tratta di commentare, se non si conosce per come si è ubicato il mio esercizio, dove io lavoro, dove io lo gestisco, dal posto dove sono successi i fatti, determinate domande... Lei non si preoccupi sulle domande, perché non è detto che questo non sia a conoscenza di chi la sta ad ascoltare, proprio per determinati atti che già esistono, ma non esistono, diciamo, non fanno parte del fascicolo che ha a disposizione la Corte le sue dichiarazioni. Quindi le chiedo specificamente, in che direzione si è allontanato il motorino con a bordo i due giovani? Credo che siano andati verso sopra, cioè a salire dalla strada, nella direzione di marcia per come era la macchina, l'Alfa 75. Vi è qualche strada in particolare posta più a monte rispetto alla posizione in cui è sita la sua tabaccheria? Mi scusi, non ho sentito la prima frase della domanda. Che lei ricordi sulla via Leucatia, la via Leucatia è incrociata da qualche altra strada, sì, o a nord o a sud rispetto alla posizione del suo tabaccaio? Fa incrocio con via Pietro Novelli. Dunque,
E questo incrocio dove c'è il semaforo rispetto alla tabaccheria, a che distanza si può trovare approssimativamente? Abbastanza, più di 50 metri. Più di 50 metri. E lei quindi ha visto allontanarsi verso quella direzione o crede di aver visto? Io credo, non posso confermarlo. Quando è stato sentito, lei, chiaramente perché il ricordo era più recente, il 27 luglio dichiarò: dopo di ciò i due giovani fuggivano a bordo dello scooter, non saprei precisare se all'altezza del semaforo di via Leucatia, con l'incrocio di via Pietro Novelli, abbiano svoltato a destra o a sinistra. Cioè la sua incertezza non è sul fatto se si sono allontanati a nord o al sud, ma se poi arrivati all'incrocio abbiano girato a destra o a sinistra. Mi sono spiegato? Cioè, io questo particolare non lo ricordavo comunque. Senta, che lei ricordi all'epoca, vi erano degli esercizi commerciali sulla via Leucatia? No. Oltre alla sua tabaccheria? I soliti che ancora oggi ci sono. Cioè, niente, non è cioè che tipo di esercizi sono, lo ricorda? Ecco, dal lato opposto rispetto a quello in cui si trova la sua tabaccheria. Dal lato opposto ci sta un palazzo, una costruzione, dunque se ci fosse stato qualcuno ai balconi, ma non so. No, parlo di esercizi commerciali. No, esercizi frontalmente non ce ne sono. Non vi sono rivendite particolari che lei... Rivendite particolari, no. Più giù poi ci stanno c'è un barbiere. Che le ricordi, vi sono venditori ambulanti che stazionano in quella strada? C'è un venditore ambulante che staziona quotidianamente, però a quell'ora... E cosa vende questo? Vende frutta, verdura, quello che capita. Rispetto alla posizione in cui si trovava la vettura, l'Alfa 75 dell'ispettore Lizio, ricorda a che distanza si trova questo? Credo che tra questo venditore e dove è accaduto il fatto non ci sia molta distanza. Cioè, se magari può essere anche approssimativamente, la può indicare? 10 metri scarsi, 5 metri, poco comunque. E dal lato dove si trova la tabaccheria o dal lato opposto? Io non riesco a vederlo perché ho la parete, il fruttivendolo. Cioè, io le dovrei spiegare sostanzialmente come è fatto il tabacchino. Cioè, sì, lo può spiegare, signor Bianchini. Come è impostato all'interno. Allora ci sta una porta. Sta parlando della sua tabaccheria? Sì, la mia tabaccheria. Ci sta la porta d'ingresso e sulla rientranza sulla destra dall'ingresso c'è il banco dove io servo le persone. Dunque tutto quello che c'è lateralmente a me di fronte alla strada non mi è accessibile a vederlo. Qualcosa, se mi sporgo sul banco, posso vederlo sulla strada, però sull'altra corsia di marcia, perché la prima corsia di marcia non mi permette di vederlo, perché come le spiegavo prima la tabaccheria è situata sopraelevata alla strada, perciò non mi è possibile otticamente. Allora mi faccia capire, entrando nella sua tabaccheria il bancone è a destra o a sinistra? A destra, ha detto? Se lei entra è sulla destra. Sulla destra. Quindi lei vede obliquamente verso Catania, diciamo? Io vedo obliquamente verso Catania. Cioè, io l'unica cosa che vedo... Senza sporgersi, dico. Obliquamente... Senza sporgermi non vedo niente, perché ho un'altra vetrina che mi occupa la visuale. Dunque sulla strada io se non metto o davanti all'uscio mi sporgo, non riesco a vedere niente. Il rivenditore di frutta di cui parlava lei poc'anzi, rispetto al semaforo a che distanza si trova?
Se avevo detto che la distanza tra la mia tabaccheria e il semaforo erano 50 metri, e quello ho detto che erano una decina di metri, saranno una quarantina di metri. Quindi è più vicino al semaforo? Il fruttivendolo, sì. Senta, lei ha detto che dopo aver udito e notato i particolari che le sono stati ricordati poc'anzi, si è rifugiato nel retrobottega del suo esercizio, ricorda? Successivamente cosa ha fatto? Ho chiamato il 113. Dal telefono della sua tabaccheria. È uscito poi in strada oppure è rimasto sempre dentro il... Sono uscito in strada a vedere. Lei si è avvicinato all'autovettura a bordo della quale viaggiava l'ispettore Lizio? Vicino no, però sono arrivato giù dal marciapiede di dove è situata la tabaccheria. Ecco, cosa vuol dire avvicinato? A che distanza è arrivato dalla macchina? Come me e lei, c'è la distanza che c'è tra me e lei. Cioè più o meno lei è rimasto sull'uscio della sua tabaccheria? Ho sceso le scale e sono andato sul marciapiede. Senta, lei quando è stato sentito il 6 agosto 92 sul punto ha dichiarato, dopo aver telefonato al 113, l'ha detto, e chiesto soccorso, mi precipitavo in strada nell'intenzione di prestare soccorso. Cioè quindi Sì, ma lei si è avvicinato o non si è avvicinato? io mi sono avvicinato sulla strada, però mi sono bloccato là. E ricorda di aver notato qualcuno in quel momento? Sì, c'era della gente che cercava di sdeviare il traffico, macchine che facevano inversione a U. Era successa una sparatoria, perciò la gente un po' si impaurisce. Senta, sempre continuando su quel punto, lei poi aveva così aggiunto nell'intenzione di prestare soccorso, e ricordo che un uomo, il quale si qualificava come medico, si avvicinava toccando il polso della vittima e affermava che quest'ultima era ancora in vita, dato che aveva percepito dei battiti anche se deboli. Ricorda? Se lei lo sta leggendo che l'ho dichiarato, io non lo ricordo, comunque vuol dire che in quel momento lo ricordavo. Sono le dichiarazioni sempre del 6 agosto 92. Senta, ricorda la posizione della vettura dell'ispettore Lizio ecco, rispetto alla carreggiata? Ricorda dove era posizionata l'autovettura? Non ho afferrato la domanda. L'autovettura a bordo della quale viaggiava la vittima, che poi lei ha visto, ha detto di aver visto ferma, Sì. Rispetto alla strada, alla carreggiata, alle due carreggiate della via Leucatia, ricorda dove era posizionata? Allora, la via Leucatia è in doppia circolazione, perciò si può salire e scendere. E le macchine possono viaggiare in doppia fila, in una carreggiata. Diciamo che c'è la carreggiata di sorpasso e la carreggiata di marcia normale. Ecco, le chiedevo, l'autovettura ricorda dove era? L'autovettura era, diciamo, sulla marcia veloce, sulla carreggiata di sorpasso. Cioè verso il centro della carreggiata? Quasi al centro della carreggiata. La direzione di marcia la ricorda? La direzione di marcia andava verso nord. Verso il semaforo? Verso il semaforo. E ricorda se quella sera vi erano poche macchine o vi era confusione? C'era molta confusione. Quindi rispetto al punto della strada all'altezza della quale si trova la sua tabaccheria, in direzione di marcia verso nord, quante file di macchine vi possono essere che le ricordi? Come? Quante file? Cioè, c'è la carreggiata che va verso nord. Sì. Lei ha detto che era un momento di confusione. Ecco, in quella carreggiata, per quanto lei ricordi, quante file di macchine vi erano quella sera? Credo abbastanza, comunque
per me era un orario di chiusura e io stavo sistemando il tutto per andarmene. Tutto questo è quello che io ho visto, sarà stata una frazione di secondo. Io credo che in una frazione di secondo l'occhio capta determinate cose, il mio occhio ha captato determinate cose, altre... Posso? Sì, prego. Altre cose non sono riuscito a vederle perché io mi sono messo paura e ho indietreggiato per paura di non si sa che cosa, però ho avuto paura anche io. Io le chiedevo soltanto questo, mi rendo conto che lei non poteva notare tutto, però ha riferito poc'anzi che l'autovettura era nella corsia, diciamo nel lato esterno, vicino al centro della strada, è così? No, vicino al centro della strada. Ci sono 2 corsie di marcia. Ecco, io le chiedo, quella sera vi erano 1, 2, 3, 4 corsie di marcia? Cioè, le chiedevo dell'affollamento della strada in quel frangente. Era già alle soglie delle ferie, perciò la sera noi, specie periodo estivo, si lavora un pochettino sperando che le macchine salgano, si fermano e hanno da comprare qualcosa, la comprano. E perciò per noi vedere una confusione in quella maniera è una cosa che ci auguriamo in modo che si possa lavorare un tantino. Perciò non ho fatto un'osservazione a me stesso, oh guarda che confusione strana che c'è stasera. Non le sto chiedendo della stranezza, io le chiedevo se lei ricorda se c'era confusione o meno, se c'erano più file di macchine, se procedevano lentamente, se correvano. È normale, il semaforo rosso, le macchine fanno la fila al semaforo si smaltisce un po' il traffico e col semaforo rosso si aumenta nuovamente il traffico. Si è affacciato appena il dito, anzi si è sporto, ne sono sempre almeno 4 e poi quando si è affacciata Presidente, un attimo soltanto. Se può dare la mia presenza. Solo il suo nome verbale, per favore, avvocato. L'avvocato, parte civile per il Ministero dell'Interno. Grazie. Presidente, vogliamo mostrare le foto che riproducono la strada e la tabaccheria per fare delle domande. Dovrebbe specificarci che allegato Si è. tratta dei rilievi fotografici che sono inseriti nel fascicolo del dibattimento come atti irripetibili, da foto numero 21. Si tratta dei rilievi fotografici effettuati il giorno 28 luglio 1991 in via Leocadia, cioè il giorno dopo, la mattina dopo l'omicidio. Può mostrarli al test, sì.
sei arrivato? Scusa. Lui questo ha detto sì. Ecco, signor Grancagnolo, ha visto le foto? Sì. Ecco. Non lo sapevo, non è venuta nel suo studio, nel suo ufficio la signora. Sì. Posso? Quindi lei ha visto la foto numero 21 e la foto numero 23, ce l'ha presente? Sì. 21 e 23, mi sto guardando. Io vorrei capire, lei riesce a calcolare la distanza che c'è tra la mezzeria e la strada? Dico, non è un giudizio, dico se riesce, se no lo valuteremo poi dopo. Dico, tra la linea di mezzeria e tra le due corsie. Infatti non ho saputo rispondere perché ho detto che non saprei dire la distanza che c'è. Ecco, lei sostanzialmente quant'è che si affaccia? Dopo quanti colpi si affaccia? Io non mi sono affacciato, non ho detto di essermi affacciato. Io ho detto che dal banco, dall'interno, mi sono spinto un po' in avanti a guardare. Ecco, non ho detto dopo che mi sono affacciato. Vabbè, si è affacciato dal banco, dal bancone. È così o no? Va bene, diciamo come dice lei. No, come dico io, come deve dire lei, come vuole dire lei. Lei ha detto mi affaccio può essere anche frainteso, mi perdoni. E lei sta dicendo si affaccia dal bancone, cioè non è uscito dal locale della tabaccheria, è così? Sì. Quindi si affaccia dal bancone, è così? Dal bancone, sì. Ecco, la macchina con l'ispettore Lizio, lei ce l'ha in quel momento di fronte o un po' più a monte, più a nord rispetto? No, non ce l'ho più a monte, ce l'ho più a valle, ce l'ho più giù. E quindi la visuale è ancora meglio, ancora migliore, voglio dire, o no? Io non ho detto che la visuale fosse cattiva. Scusi, ma io non è che dobbiamo fare polemiche, io le sto chiedendo senza... le voglio dire... Mi perdoni, lei non può conoscere il mio stato d'animo in questo istante. Sì, lo posso comprendere, ma le mie emozioni. Siamo d'accordo. Siamo d'accordo. È non una novità, è un'esperienza. Ma su questo siamo d'accordo, ma purtroppo dobbiamo cercare di... Le chiedo cortesemente se può avere un attimo di attenzione, non che io voglia dare delle risposte avventate o voglia aggredire lei con le mie risposte. Cortesemente abbi un po' di bontà nei miei Sì, ma qui bontà, siamo qui per cercare di ricostruire nel miglior modo possibile la verità dei fatti. Allora la domanda mia è questa, affacciandosi lei sul bancone, ad esempio lei è in questa posizione, questo è il bancone e qui è messo lei. Mi pare di capire che la strada è sulla sinistra. Sì. Quindi lei si sporge in questo modo, è così, si sporge in questo modo e la macchina la vede più a sud o più a nord? Più al sud. Più a sud, quindi in qualche modo la visuale è migliore che se fosse stata la macchina più a nord, è così? Perfetto. Ecco, in questo modo, in questo momento il motorino, quello che è, come lo ha definito lei, i due killers si trovano con la faccia rivolta verso di lei, di fianco o alle spalle? Io ne ho visto uno che era sulle spalle, perché la macchina andava in senso di marcia verso nord, logicamente
Lui è stato colpito, mi scusi, è stato Sì. colpito dal lato di guida, Sì. dunque a me dava le spalle, Chi dava le spalle? il killers. Mi scusi, riepiloghiamo con molta tranquillità. Lei si trova nella posizione in cui mi trovo io in questo momento. Si sporge dal bancone. Se quella fosse la strada, la macchina, abbiamo detto, si trova un po' più a sud rispetto al suo punto di osservazione. C'è la macchina e a fianco c'è una moto che che ha affiancato la macchina. È così? Credo di sì. Ecco, dico, in questo momento i due i killers e la macchina, cioè i due killers non sono davanti a lei o quantomeno di fianco a lei, perché lei dice li ha visti di spalle? Questo voglio capire. Ascolti, io non è che ho visto quando loro sono arrivati Cioè nel momento in cui lei io osserva. nel momento in cui ho osato Osservare. quello stava esplodendo, dunque Silenzio in fondo, silenzio in fondo, in fondo. Lei, silenzio. dunque dava le spalle a me. Cioè, evidentemente allora se dà le spalle vuol dire che era già passato alla sua osservazione. Mi faccia capire com'è che dà le spalle. Io in quell'attimo che ho osservato l'ho visto di spalle. Avrei potuto dire pure che aveva il casco, il maglione, il giubbotto. No, ma io sto No, cioè, io nessuno in sta quella- mettendo i due, sto cercando di capire com'è che lei l'ha in quel visto. frangente che io ho visto, l'ho visto di spalle. Lei ha capito il senso della mia domanda? Cioè, perché se lei mi dice che la macchina e la moto sono un po' più a valle, sembra difficile capire com'è che lei li abbia visto di spalle, i due killers, posto che andavano. Perché è difficile? Mi perdoni, mi scusi. Me lo spieghi, se lei me lo spiega io lo capisco. Se una persona sta di spalle, non le mostra il fianco, ma le mostra la spalla. Non lo so. Ma dico, se la moto va verso nord, Ma mi segue? Quando ho dato questa deduzione, ho detto ho visto i killer di spalle, ho visto una persona di spalle. Credo che poc'anzi... Ha visto una persona di spalle nel sedile posteriore o nel sedile anteriore del... Nel sedile anteriore, nel posto di guida, il sedile posteriore non credo, perché cosa doveva farci? In sostanza nel motorino quante persone c'erano? Una o due? Allora, io il motorino quando ho visto il motorino ce ne stava uno solo. Sì, lei qua, mi scusi. Scusi un attimo. Lei qui dichiara, lei mi scusi, sta dicendo che ha visto soltanto un... Presidente, scusi il Ministero. Io credo che il test ha risposto già numerose volte sull'argomento, Presidente. Credo, Sì, Stiamo scandagliando lo stesso argomento e il test ha sempre risposto già per molte volte. il fatto che... Non mi deve ringraziare. Quindi mi oppongo alla domanda, Presidente. Sì, il fatto che il test abbia risposto, io credo che sia importante chiarire questo punto, Avvocato. Ministero, anch'io sono d'accordo, solo che... allora, se sei d'accordo, però già risposto numerose volte. Signori, per favore, se mi volete passare questo verbale che voi conoscete e noi no, allora io potrei intervenire più opportunamente. Non ho altro che da raccomandarmi al vostro buonsenso. Vediamo. quante erano le persone a bordo del motorino? Lo chiamo motorino genericamente. A bordo del motorino ce ne stava uno. Una sola.
Lei ha visto solo una persona? Sì. Quindi quando lei si sporge dal bancone vede questa persona, che cosa fa questa persona? Io vedo una persona che fa? là all'impiedi. All'impiedi, cioè, significa che è scesa dal motorino? Il motorino l'ho visto una frazione di secondo e poi non l'ho visto più. Sarà andata avanti. Perché se fosse andato più in giù l'avrei ancora visto. Se è andato avanti alla punta della macchina io non riesco più a vederlo, anche se mi sporgo, perché poi ci sta la parete mi scusi, che non mi permette più la visuale. Mi scusi, lei vede questa persona, che cosa fa questa persona? Cioè, che collegamento c'è tra questa persona e il motorino? Cioè, scende dal motorino, è sul motorino, è vicino al motorino? Questo vorrei capire. Ce n'è uno sul motorino e uno che non è sul motorino, è a fianco alla macchina. Ah, ce n'è uno sul motorino e un altro che è sceso dal motorino? Credo che sia sceso. Io mi perdoni, io mi sono sposto verso avanti. Non così tanto, io già avevo sentito dei botti, degli spari, chiamiamoli come. A quel punto mi sono messo. Ecco, e questa persona che è scesa dal motorino? Ascolti, non lo so se è scesa o era già arrivata. Io ho precisato poc'anzi che è stata una frazione di secondo che io ho guardato. Non mi sono visto uno spettacolo lì davanti in poltrona ad osservare tutti i minimi particolari. Lei, quando, e quindi queste sono una serie di contestazioni che poi, attraverso le quali chiediamo che venga allegato al fascicolo del dibattimento le dichiarazioni che lei ha reso il 27 luglio. Lei dichiara così: alle ore 20:55 circa di oggi, mentre mi trovavo all'interno della tabaccheria che gestisco in questa via Leucatia 123, udivo uno sparo provenire dalla strada. Sul momento non facevo caso, pensando che si trattasse di un petardo. Successivamente, dopo un paio di secondi, udivo altri 3 o 4 spari in rapida successione. A questo punto, incuriosito, mi portavo, anzi preciso, voltavo lo sguardo in direzione di via Leucatia, da dove cioè provenivano gli spari. Ho avuto modo così di notare che proprio di fronte alla tabaccheria, che si trova in una posizione elevata sopra la strada, 2 giovani a bordo di uno scooter Piaggio modello Sfero di color bordeaux erano affiancati ad una autovettura Alfa Romeo 75 e il giovane che era seduto dietro era sceso dallo scooter di cui sopra e, impugnando una pistola a distanza ravvicinata, esplodeva altri 2 colpi, credo all'indirizzo dell'autista dell'Alfa Romeo. Dopo di ciò i 2 giovani fuggivano al bordo dello scooter, il che significa che lei percepisce una sequenza dei fatti che è un pochettino diversa da quella che sta rappresentando oggi. Mi scusi, perché qui ci sono 3 momenti: c'è un momento in cui c'è uno scooter Piaggio con 2 persone a bordo, un secondo momento in cui lei vede una di queste 2 persone che scende e impugna la pistola, e un terzo momento in cui i 2 giovani assieme, quindi anche quello che è sceso sulla strada, sale a bordo e vanno via. Si ricorda? No, non mi ricordo. E quindi il problema è questo, di questa ricostruzione dei fatti, quella che ha fornito oggi al dibattimento e quella che invece ha reso il 27 luglio 1992. Qual è quella corrispondente alla verità dei fatti? Io credo che se lei li segue attentamente non ci sia una differenza. Io non la devo seguire soltanto io, la debbono seguire i signori che poi debbono giudicarla. Allora chiedo scusa alla Corte. Lei deve considerare quasi 4 anni di tempo passato e la voglia di dimenticare quegli attimi di terrore. Perciò io non so più cosa rispondere, perché io ho cercato di dimenticare quelle frazioni di secondo. Io di notte saltavo per aria. Sì, abbiamo capito tutti. Io le ho chiesto, mi scusi, ho capito, è chiaro quello che lei sta dicendo.
Io non ho mi capito, ma di posso... dire che lei non aveva capito. No, non facciamo... Io le sto dicendo questo, che lei oggi ha reso, sia pure con queste motivazioni del suo stato d'ansia, di timore, della volontà di rimuovere un accaduto particolarmente grave, ha dato una ricostruzione. Io le ho dato anche lettura delle dichiarazioni, e anche il mio collega in precedenza, delle dichiarazioni che aveva reso il 27 luglio. Ora le sto chiedendo una cosa diversa. Di queste due versioni, una... così come l'ho resa in dibattimento, e l'altra quella di cui è stata data lettura. Le chiedo, di queste due dichiarazioni, quella che ha reso oggi e quella che risulta dal verbale di cui è stata data lettura, qual è quella corrispondente alla verità? Ha capito la domanda? Sì. Allora, preciso che in quei giorni vivevo momenti di sequenza di quella scena, e allora anche parte della mia mente lavorava per come potevano essere andati i fatti. Ora, se c'è qualche formula detta in modo sbagliato o qualcosa che non si attiene a quello che io sto dicendo oggi, che con più lucidità riflessiva posso dire che in 1 o 2 secondi posso aver visto una scena di un film, credo che più attendibile sia quella che io oggi sto rendendo qui dinanzi a voi. Cioè lei dice che delle due versioni quella più attendibile è quella che sta rendendo oggi rispetto a quella che ha reso nell'immediatezza del fatto? Sì, sa perché? Perché io in quel momento è facile che mi possa aver lasciato trascinare da emozioni suggestive interne, come se io avessi vissuto... Sì, siccome ho capito, siccome lei però ha detto che ho cercato di rimuovere, ho cercato di dimenticare, adesso mi dice che malgrado tutta questa attività di rimozione quello che sta dicendo oggi è più attendibile di quello che diceva ieri? Ma lei mi sta leggendo quello che io ho dettato di trascrivere. Sì. Perciò facendo riflessione sulla dinamica, io posso dire che oggi su determinate visioni posso essere più coerente. Cioè, ne prendiamo atto, sarà materia di discussione questa. Certo. Lei conosceva l'ispettore Lizio, aveva avuto modo di averlo come cliente? Sì, di tanto in tanto veniva nella tabaccheria a giocare il totocalcio. Ecco, e allora lei quando si è reso conto che la vittima di quell'agguato... Quando sono arrivati dei colleghi dell'ispettore che hanno detto che si trattava dell'ispettore Lizio. Quindi lei sostanzialmente l'ha saputo perché gli hanno detto, lei non ha mai riconosciuto la vittima sul posto? Io non sono arrivato a contatto con la vittima e quando hanno detto quando ho visto che avevano sparato a qualcuno pensavo trattasi di qualche delinquente comune. Quindi dopo quanto tempo l'ha saputo che era l'ispettore Lizio? Dopo qualche minuto arrivarono colleghi dell'ispettore e subito dopo ho saputo che si trattava dell'ispettore Lizio. E lei l'ultima volta che l'aveva visto comprare le sigarette o giocare le schedine, quello che era? Si trattava di prima che finisse il campionato, in quella data già c'era il campionato che si era concluso e aveva da un bel po' che non veniva. Ecco, all'interno della tabaccheria, quando è successo il fatto, si trovavano altre persone con lei o non c'era nessuno? C'era un mio collaboratore che stava sistemando le cose nel retrobottega, perché la sera chiudiamo la contabilità, chiudiamo tutte cose e ci sediamo che abbiamo un retrobottega, così gli ho detto tu trascrivi tutto, già avevamo chiuso il registratore di cassa, tu trascrivi tutto. E come si chiama questo suo collaboratore? Si chiama Salvo Rocco Felis. Salvo? Rocco Felis. E questo...
No, perché non ha assistito, cioè non ha sentito. Vabbè, questo non neanche, si preoccupi, lei sta dicendo che non ha assistito e ne prendiamo atto. non ha sentito neanche i colpi perché. Perché? Sì, perché la bottega è situata un po' strana e c'è tipo. E non si sentono i colpi? Sul retro non l'aveva capito, pensava che fossero dei petardi normali. Perché gliel'ha detto lei, gliel'ha chiesto lei? No, lui non ha chiesto niente, poi quando è passato. Quando è passato? Quando è passato io gli ho detto che avevano sparato. Dice: come hanno sparato? Mi sembravano delle bombe normali. Ho capito. E lui si è avvicinato, anche lui non ha visto nulla? Cioè, completamente. Cioè, non avrei modo di dire il contrario. E questo signore presta ancora, come si chiama, ha detto Rocco? Salvo Felis. Salvo Fleres? Felis. E questo signore presta ancora lavoro nella sua tabaccheria? Sì. E quindi clienti non ce n'erano? No, stranamente non ce n'erano. Mi scusi, per uscire dal bancone, lei ha detto che si è limitato a sporgersi. Per uscire dal bancone, lei dove esce dal bancone? Sulla destra o sulla sinistra? Devo vicino alla tornare come se io dovessi andare verso l'ingresso. Quindi, mi scusi, se questo è il bancone, lei deve andare a sinistra o a destra per uscire? A sinistra, però c'è una parete. C'è la parete e poi c'è la porta. Giro, c'è la porta. E non so se questo gli era stato già chiesto, dico, come erano vestiti? Li ha visti come erano vestiti? Avevano il casco? Il casco non ne avevano, però non ne avevano casco? Casco no. Tutte e due? Allora ricorda che sono due adesso, mi scusi, mi faccia capire. Io non ho detto che ho scordato che erano due, mi perdoni. Io ho detto che ne ho visti due, poi uno non l'ho più visto, quello che guidava lo scooter. Comunque, questo. E in ogni caso erano senza casco. Senza casco. E non ricorda nessun particolare sulle... Senta, un'ultima domanda per il momento. Lei ha parlato di una sfera di colore bordeaux, ricorda? Lei è un intenditore di motorini, motociclette? Discretamente. Desideravo chiederle, lei quindi saprebbe riconoscere una sfera e che ne so, una Vespa, un Vespino della stessa marca? E quindi il suo ricordo anche oggi rispetto allora è che si trattasse di una sfera? Sì, ricordo il modello, il colore. Il colore pure lo ricorda perfettamente? Quello mi è rimasto impresso. Senti un'altra cosa, a quell'ora che tipo di luce vi era? Erano più o meno le 21, secondo quanto risulta dichiarato da lei, più o meno, comunque risulta il verbale? Faceva buio da poco, perché già a luglio fa buio, è il periodo che fa buio più tardi, faceva buio da poco. Abbiamo finito per il momento, Presidente. Parte civile? Difensore degli imputati? Nessuna domanda. Può andare il signor Bencagnolo. Grazie. Presidente, ovviamente chiediamo che i verbali o il verbale utilizzato per le contestazioni venga allegato al procedimento. Si ammettono nei limiti. Volevo fare presente una cosa. Abbiamo contattato l'avvocato Di Giorgio, che non è disponibile. Vorrei sapere come è stata fatta la citazione del signor Sgroi. Presidente, è stato fatto come test. Però signore, non è che possiamo disperdere così l'attività. L'avvocato Curcuruto mi fa la cortesia di andare a contattare il signor Sgroi dove si trova con il signor Fede e mettersi in contatto telefonico. Presidente, mi scusi, è un test dell'accusa, io non lo posso difendere, Presidente, è un test dell'accusa a carico degli assistiti che io in questo momento rappresento. Come lo difendo, Presidente? Mi scusi. Avvocato, io lo sto chiedendo di contattarlo, di contattare l'avvocato Di Giorgio. In modo di non so neanche il numero dell'avvocato Di Giorgio, Presidente. Non so neanche il numero. Noi di assistere solo a un colloquio telefonico, certo. istruzioni.
dall'avvocato Di Giorgio se deve venire a fare la deposizione, e comunque per concordare qualcosa da fare. Presidente, penso che l'abbiano già contattato, penso che già la Procura lo ha contattato l'avvocato Di Giorgio, credo. No, la cancelleria l'ha contattato e non ha dato la sua disponibilità, però dice se mi fate parlare per telefono, allora le stavo chiedendo se... Qual è la relazione di servizio? Com'è? Che cos'è questo? Questo qua è la relazione di servizio che ho preso dagli atti. Presidente, avvocato Iannello, se può prendere atto che mi allontano, mi sostituisce il collega Tita. Calagna. No, Calagna. Come si chiama? Calagna c'è? Ah, Calagna. Non è che non ho fatto niente. Non incazzare il Presidente, non possiamo dire. Ma che lui può fare lo scatto? E lei ha avuto un colloquio con il suo difensore di fiducia, signor Sgroi? Se può rispondere, non vuole rispondere, confermo quello che ha detto. No, qui il discorso è diverso. Glielo spieghi lei, avvocato Corculo. Lei vuole rispondere. Allora, per oggi non lo possiamo esaminare perché deve esserci il suo difensore di fiducia. E io in questo momento non ho nessuno per sostituire l'avvocato Di Giorgio. Allora, ritenuto che è stata data notizia che non è stato dato avviso al teste che poteva farsi assistere dal suo difensore di fiducia, si rinvia ad altra udienza la escussione dello Sgroi, l'esame dello Sgroi, quindi lei se ne può andare, signor Sgroi, e sarà nuovamente citato. Buonasera. C'è un altro teste? Presidente, col suo permesso allora noi ci allontaniamo come difensori, grazie. Presidente, anche il sottoscritto difensore non ha più interesse a permanere a istruttoria che non lo riguarda perché non sono interessato all'omicidio Lizio e per cui ero venuto per Sgroi Cosimo. Le sue generalità, per favore, nome, cognome, luogo e data di nascita. Allora, vice ispettore della Polizia di Stato, Calanna Giuseppe, nato a San Giovanni La Punta il 7/1/64. Va bene, così legga la dichiarazione di consapevole della testimonianza. responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza. Pubblico Ministero. Lei si è occupato di indagini relativi all'omicidio dell'ispettore Lizio? Negativo. Negativo cosa significa? Parliamo... Nessun tipo di indagine. Nessun tipo di indagine. In effetti risulta una sua annotazione di servizio del 4 agosto del 1992 al dirigente della squadra mobile che lei evidentemente in questo momento non ricorda, devo supporre. Lei ricorda di aver fatto visionare una determinata moto ad una determinata persona?
Non ricordo il nome della persona, ma mi ricordo benissimo il fatto. E che cosa ricorda di questo fatto? Ricordo che come appartenente alla squadra mobile, per disposizione del funzionario, allora dottor Fontanazza, dirigente della sezione omicidi, il quale mi incaricò di fare questo servizio, di far visionare una moto presso mi ricordo che era dove stava depositata una moto ad una persona, solo questo, e poi il tutto è riportare la persona in ufficio, quindi non sapevo né per quale motivo fosse la moto né nient'altro. Né sa innanzitutto quella moto dove era stata trovata, in che occasione era stata trovata la moto? No, negativo, in una maniera più assoluta. Sa che tipo di moto era quella che fu fatta vedere a questa persona di cui non sa il nome? No, non precisamente, perché il mio compito era proprio di portare la persona là sul posto, infatti io identificai la persona che portavo. E ricorda quella persona come... Non ho capito. Quella persona identificata, ricorda il nome di quella persona? No, dopo tanto tempo. E ricorda in quale garage, in quale soccorso stradale si trovasse quella moto, in che zona di Catania? Forse zona Viale Vittorio Veneto, da quelle parti là, però non preciso, non ricordo, anche perché è passato tanto tempo. Ecco, lei nella sua annotazione fa riferimento al fatto di aver accompagnato presso il soccorso stradale sito in via Napoli 65 tale Borina Antonino per fargli visionare la moto Yamaha Super Tenere, credo che Tenere, scusate, non sono uno che si occupa di moto, targata CT 12688 di color bianca. Allora, sicuramente questi dati mi saranno stati riferiti dal dottor Fontanazza al momento in cui io mi sono recato sul posto. Vabbè, non ho altre domande, Presidente. Può andare, ispettore, grazie. Allora si rinvia il giorno 4 giugno. Presidente, vorremmo fare il programma e vorremmo, visto che succede più volte ed è successo diverse volte, proprio per evitare che l'episodio si verifichi nuovamente e i pubblici ministeri in qualche modo possono essere indicati come causa di questa disfunzione, noi chiediamo l'accompagnamento di tutti i testi che erano stati citati per oggi alla prossima udienza. Perché mi pare di capire che è diventata un'abitudine che i testi citati non compaiono, quindi siano essi forze dell'ordine, siano essi privati cittadini, chiediamo che per quelli per cui era stata disposta la citazione, Borina ha fatto pervenire la indicazione che era giustificato la sua non presenza. Quindi si chiede che nei confronti dei testi Alibranti Francesca, che è un agente della Polizia di Stato, nei confronti del sovrintendente capo della Polizia di Stato Caliri Antonino, sia disposto per l'udienza prossima l'accompagnamento. Non ritengo di poter accettare una richiesta di questo genere perché si tratta secondo me di una disfunzione degli uffici, perché non è che si fa per un dipendente della polizia o dei carabinieri, si contatta il superiore, gli si dice badi che non si può esimersi, e ciò anche con la giustificazione. Di che giustificazione? Il servizio si trova a Milano, si prende un aereo e viene a Catania, signor pubblico ministero. Presidente, questo è stato fatto. Questo è stato fatto, quindi noi chiediamo che venga disposto l'accompagnamento dei testi che regolarmente citati e contattati dall'ufficio per comparire non sono comparsi. Allora, il pubblico ministero può chiedere le sanzioni disciplinari in questo caso. Presidente, scusi, a che ora il 4? A che ora rinviamo? Il 4 giugno alle ore?